Sale chiuse e cinema in streaming, la pandemia cambia anche il nostro modo di vedere i film e c'è chi immagina anche da noi il ritorno dei drive-in. Virginia Volpe. Le regole per rimorchiare ormai sono una scienza. Seguite il mio metodo e imparerete a conquistare qualsiasi ragazza in 7 ore. Doveva uscire in sala, ma per ora lo vedremo in streaming. 7 ore per farti innamorare di Giampaolo Morelli sarà da domani sulle piattaforme digitali. Gli effetti dell'emergenza coronavirus sul cinema e sul modo di essere spettatori. Il nostro coach di basket ha avuto un infarto. Mi serve un altro coach. Anche le grandi case di produzione americane ormai propongono on demand di nuovi film. Il prossimo è Ben Affleck, con Tornare a vincere. Quanti tiri da 3 ha segnato l'anno scorso? Meno del 26%. In un momento in cui tutto il mondo pensa a come progettare il futuro, cambierà anche il nostro modo di avvicinarci alla cultura e vedere i film. Al cinema con poltrone più distanti o nelle arene d'estate o chissà, riproponendo una suggestione nata negli anni 50. Il drive-in, il cinema visto dall'automobile da soli o al massimo in due, in grandi aree e ben distanziati dagli altri spettatori. 128